Sì, la liberazione di Venezia è una liberazione anomala rispetto a quella, alle liberazioni delle altre città italiane, delle grandi città italiane, del nord Italia ovviamente. La liberazione avviene il 28, proprio oggi, sono 70 anni esattamente, anzi dirò di più, che il protocollo firmato tra gli esponenti del Comitato di Liberazione e il Platz Commandant è reso pubblico alle ore 17. Quindi siamo proprio puntualmente nella esatta ricorrenza dei 70 anni. E perché è anomala la liberazione? Perché è anomala tutta la resistenza a Venezia. Perché è anomala Venezia. Per la resistenza veneziana non ci sono possibilità di disporre di ampi spazi, come in montagna o in altre grandi città. Perché Venezia è, come tutti sappiamo, come tutti conosciamo per esperienza diretta, per vita vissuta, è una città non solo unica, ma fragile. E allora venne definita una città trappola, perché la resistenza si operava con atti rapidi, piccoli gruppi e vie di fuga. Ma le vie di fuga a Venezia hanno una doppia particolarità. Possono essere agevoli perché ti nascondono le calli, ma nello stesso tempo possono essere pericolose perché ti intrappolano. Allora, partiamo dal filmato Venezia insorge. È possibile che queste riprese siano state fatte perché, come ricordava il Presidente Danieli, a Venezia c'era la sede dell'Istituto Luce, che era stata trasferita da Roma dopo la proclamazione della Repubblica Sociale Italiana, fine settembre 1943, e molti uffici ministeriali vengono trasferiti a Venezia. Venezia è sede di un unico ministero, che è il Ministero degli Esteri. Non per niente a Venezia ci sarà l'ambasciatore giapponese presente. Però vengono trasferiti un sacco di uffici ministeriali da Roma e anche i tedeschi insediano molte delle loro sedi militari amministrative. Poi vedremo anche la ragione di tutto questo. C'era una ragione, direi, che spingeva a questa soluzione, a questa situazione. Partiamo dalla fine, il 29 aprile, quando dopo la firma del protocollo firmato il pomeriggio precedente, i militari tedeschi lasciano Venezia. L'immagine non è buona, indubbiamente, ma se voi avete osservato le immagini delle riprese, si nota un particolare. I soldati tedeschi non hanno le armi. Ma il protocollo firmato dichiarava che i soldati, che i militari tedeschi, l'esercito tedesco lasciava Venezia con le proprie armi. Evidentemente sono subentrate, dopo la firma del protocollo, ulteriori trattative che hanno fatto sì che i tedeschi rinunciassero a portare le loro armi. Voi sapete, portare le armi è un aspetto di onore per il soldato, e i tedeschi sono scortati, avete visto, da uomini armati che sono i partigiani, molto discreti, dobbiamo dire, no? Li scortano in maniera molto discreta. Controllano semplicemente che tutto vada liscio, tutto vada bene. Oltre alle calli, a Venezia ci sono i canali, abbiamo visto immagini appunto di partigiani in barca, è una caratteristica certamente anche questa.
Ma torniamo ad altre immagini che abbiamo visto. Questo è il ponte di Rialto, il 28 aprile. Il 28 aprile è una giornata di pioggia. E tutte le riprese in cui troviamo la pioggia sono riprese del 28 aprile, le vedremo anche in piazza San Marco, mentre il giorno dopo il tempo cambia. E questa è un'immagine che può essere assimilata tra la realtà, perché abbiamo visto le manifestazioni fatte sul ponte di Rialto, tra la realtà e la finzione, perché nel filmato che abbiamo visto molte parti non sono originali, o meglio, non sono autentiche. Cioè quelle azioni non sono svolte in realtà da partigiani, ma sono state ricostruite con i partigiani. Vediamo questa immagine sulla riva del Vin sotto l'albergo, sul ponte del Vin, scusate, sotto l'albergo Danieli. E questa è un'immagine senz'altro del giorno dopo, del 28, perché c'è il sole. E il 28 tutto era finito. È chiaro che nel filmato si vuole anche ricostruire una situazione che si era vissuta. Questa invece è chiaramente una ricostruzione che non ha nulla di reale, no? I partigiani che stanno vicino al colmo del tetto, in una casa. Beh, sono belle immagini, è indubbio, sono belle immagini fatte da operatori fotografici e cinematografici che avevano una grande capacità tecnica. È stato ricordato appunto Pellegrini, ma c'è anche Tapparelli, per esempio, cioè tutto il gruppo del Luce che lavora all'albergo Bonvecchiati, dove aveva sede l'istituto, era stato insediato l'istituto Luce, e per questo l'albergo Bonvecchiati subisce un paio di attentati durante il periodo 43-45. Venezia però ha questa caratteristica. Non è mai dichiarata città aperta, ma di fatto lo è. Il fatto che ci siano tanti di questi, appunto abbiamo ricordato, insediamenti di militari tedeschi, dell'amministrazione militare tedesca, tanti insediamenti degli uffici della Repubblica Sociale Italiana, è anche facilitato e spinto dal fatto che pur non essendo mai dichiarata città aperta, Venezia lo è di fatto, e ci sono trattative in corso in successione per rendere per rendere accettata questa posizione di Venezia. La dichiarazione di città libera rendeva franca la città dalle incursioni. Qualche incursione ci sarà, qualche bombardamento ci sarà, è indubbio. Pensate che nel novembre 1944, come vedete in questo telegramma, che Monsignor Tardini, pro sostituto della Segreteria di Stato della Santa Sede, invia al Nunzio di Berna. Cosa c'entra il Nunzio di Berna? Perché la Svizzera è neutrale, e il Nunzio di Berna lo passa al Cardinal Piazza, Patriarca di Venezia. Prego comunicare, Cardinal Piazza, che Santa Sede è intervenuta presso belligeranti dell'una e dell'altra parte, tedeschi e alleati, per incolumità città di Venezia. È una premessa per capire come si stesse operando per rendere Venezia di fatto in una situazione di città aperta, o libera o aperta. In una lettera del marzo 45, il patriarca Piazza, è una lettera scritta dal suo cancelliere, Monsignor Giovanni Urbani, una lettera inviata al feldmaresciallo Albert Kesserling. Qui si dice: la specialissima ubicazione della città, che la pone al di fuori del quadro generale di possibili operazioni belliche, e la sua conformazione, che la rende incapace di qualsiasi offesa e difesa, riteniamo che possano facilitare l'attuazione del progetto per dichiarare Venezia città aperta. Quindi dall'inizio del 44 fino a tutto il periodo successivo della guerra
c'è questa iniziativa che fa capo alla Santa Sede e ci sono delle trattative segrete in Vaticano, alle quali partecipano, non insieme ovviamente, gli alleati da un lato e i tedeschi dall'altro. Proprio per questo motivo. Non ci si mette mai, non si arriva mai a una definizione formale della situazione, ma tutti accettano l'idea che Venezia deve essere città aperta, cioè indenne, lasciata indenne, priva di distruzioni. La giornata culmine delle iniziative per la liberazione di Venezia è quella del 28 aprile. Già abbiamo detto giornata di pioggia, qui siamo in piazza San Marco. Chi sono questi personaggi? Voi vedete un militare tedesco, vedete uomini armati, sono partigiani, ma vedete anche due civili con la bandiera bianca affissa a un fazzoletto bianco affisso a un ombrello. Sono Gatto e Damo, due esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale. Dove si stanno recando? Si stanno recando dalla sede del Platz Kommandantur, che era nel Palazzo Reale, attraversano la piazza, scortano il Platz Kommandant e il console tedesco fino al Patriarcato, dove si stanno svolgendo le mediazioni per giungere alla conclusione di un protocollo di cessazione delle ostilità. Non possiamo parlare di protocollo di resa dei tedeschi, perché di fatto i tedeschi a Venezia non si arrendono. Possono lasciare Venezia tranquillamente, come abbiamo visto, con tutte le garanzie dell'incolumità per loro. In cambio, però, i tedeschi garantiscono al patriarca direttamente e indirettamente al Comitato di Liberazione Nazionale che Venezia sarà lasciata integra. Non era una cosa scontata, perché la città era minata, tutto il porto era minato, il Ponte della Libertà era minato. C'è una persona che riesce a farsi dare la collocazione di tutte le mine e nelle trattative che vedremo si vengono allestendo, ed è, l'abbiamo visto nell'immagine, all'Albergo Danieli, l'avvocato Ferraro. L'avvocato Ferraro è un membro di una missione statunitense, di una missione alleata statunitense, è a Venezia in incognito, e conduce insieme ad un altro membro di un'altra missione, questo ufficiale, il capitano Cottrell, conduce le trattative. Abbiamo visto prima piazza San Marco attraversata nella parte di fronte alla chiesa verso il molo, perché i membri del Comitato di Liberazione Nazionale, i membri della missione alleata, i sacerdoti di fiducia del patriarca, oltre a Monsignor Urbani c'era il segretario del patriarca, padre Giulio Mapelli, vanno da una parte all'altra, cioè le trattative hanno il centro nel patriarcato, ma si svolgono in sedi diverse. Si svolgono all'Albergo Danieli, stanza 32 dell'Albergo Danieli, dove sono alloggiati Ferraro e Cottrell. Si svolgono soprattutto all'Albergo Regina con i tedeschi, perché lì è l'alloggiamento del Platz Kommandant. E poi, appunto, il luogo centrale di riferimento è il Patriarcato. Quindi si percorre la piazza continuamente da una parte all'altra e si ha la garanzia che nessuno spara a chi sta attraversando la piazza. È un'intesa di fatto che si è stabilita. Il giorno 29
scusate, il giorno 28 ci sono passaggi frenetici in piazza che cominciano la mattina, di buona mattina, e finiscono appunto intorno alle 4, quando dopo gli accordi che vengono raggiunti in patriarcato si scrive il testo del protocollo che viene firmato nella sede della Platz Commandant, che si trasferisce per l'occasione dall'Albergo Regina all'Albergo Luna, perché in Calle Valaresso è più vicino alla piazza rispetto all'Albergo Regina, che sta al di là di Campo San Moisè. Ora, queste trattative sono sfaccettate. Sono trattative che da un lato sono ufficiali, perché ci sono figure istituzionali che partecipano a queste trattative, e sono i comandi tedeschi e il console tedesco, Köster. Ci sono da un altro lato gli esponenti degli organismi della Resistenza, il Comitato di Liberazione Nazionale e il Corpo Volontari della Libertà, che fanno le loro riunioni ufficiali nella sede della prefettura, perché il prefetto ha già ceduto i poteri, il prefetto della Repubblica Sociale ha già ceduto i poteri ai membri del Comitato di Liberazione Nazionale. Ma ci sono trattative, come abbiamo ricordato, parallele, informali. C'è poi questa mediazione, è una mediazione reale e forse quella che riesce a smussare le punte di resistenza, di non accettazione da una parte e dall'altra, ed è la mediazione del patriarcato. È indubbiamente il Cardinal Piazza, ma sono, come ho ricordato, soprattutto i suoi collaboratori. Il Cardinal Piazza è il centro di riferimento di questi contatti. Ora mi preme ricordare anche che oltre ai protagonisti, alle persone, ci sono i luoghi. Abbiamo visto che il luogo principale di queste trattative per la liberazione di Venezia è Piazza San Marco, ma non è una novità. Piazza San Marco è il centro della storia di Venezia. Ad ogni momento della storia in cui la città sta assumendo una svolta, Piazza San Marco diventa la piazza con tutto maiuscolo, L maiuscolo e P minuscolo, non solo perché è l'unica che si chiama Piazza San Marco, ma perché ci sono i riferimenti simbolici estremamente importanti. Il Palazzo Ducale che ricorda il centro del potere politico istituzionale della Repubblica e che quindi rimane il simbolo di questo potere. C'è il Patriarcato, che è il simbolo del potere religioso della città, riconosciuto a tutti gli effetti dal Doge quando al Patriarca viene concessa la Basilica di San Marco come sua sede, perché sapete che in precedenza il Patriarca aveva sede presso San Pietro di Castello. C'è una testimonianza che io ho rintracciato nelle carte dell'archivio della biblioteca Correr, di una persona, un intellettuale veneziano, che assistette dalle finestre del museo, che si affacciavano dalle procuratie nuove in Piazza San Marco, assistette a questi contatti. Vi leggo alcune righe di questa, si tratta di Mario Brunetti. Vi leggo alcune di queste osservazioni che poi Brunetti stende subito dopo. È una testimonianza a caldo che Brunetti intende lasciare. Brunetti vede che, ecco anche questa anomalia, sotto le procuratie vecchie ci sono nel sottoportico che porta all'albergo Cavalletto gli ufficiali tedeschi e i soldati tedeschi. Un po' più in là, verso il Quadri per intenderci, ci sono i partigiani, quindi sono
a un tiro a poche decine di metri l'uno dall'altro. Allora vede venire un ufficiale tedesco in mezzo alla piazza con un fazzoletto bianco. Vede venire un esponente della resistenza, si incontrano e cominciano a parlare. Anche animatamente dice: dopo forse una ventina, queste sono le parole di Brunetti, dopo forse una ventina di minuti di trattative, il parlamentare della Kommandantur si separò da quello dei patrioti, stringendogli la mano, anzi battendogli familiarmente la spalla. Ho ben potuto cogliere sul volto dell'ufficiale tedesco che ritornava alla Kommandantur un'espressione sorridente e di grande soddisfazione. Le cose sembrano svolgersi in maniera molto quasi amichevole. In realtà questo esito è frutto di tutte le trattative che nel corso dei giorni precedenti, che cominciano il 24, i primi abboccamenti, il giorno 24, quando si ha ormai certezza che l'esercito alleato sta dilagando verso la conquista di tutte le grandi città del nord Italia. Allora, la protagonista è la piazza, indubbiamente, Piazza San Marco, ma all'interno della piazza ci sono luoghi simbolici, sono le procuratie vecchie e nuove. È il palazzo reale dove ha sede la Place Kommandantur. Sono i portici dell'ala napoleonica che vedono molto traffico di andata e ritorno, perché appunto una delle sedi della trattativa, come ho ricordato, è l'Albergo Regina. È il molo San Marco, è l'Iston, quello che si chiamava una volta l'Iston, ma pochi ancora non lo chiamano l'Iston, che è la fronte del Palazzo Ducale tra appunto la Basilica San Marco e il molo. È il Patriarcato, è la piazzetta dei Leoncini, sono i grandi alberghi, il Danieli, Regina, la Luna. Però in realtà la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale sono assenti nella trattativa, non sono, meglio, dentro il Palazzo del Patriarcato si fa la trattativa, come ho ricordato. Ecco, curioso è considerare come vengono fatti i colloqui, cioè tedeschi e esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale e del Corpo Volontario della Libertà non si uniscono mai insieme con il patriarca. Il patriarca tratta bilateralmente in una stanza con i tedeschi e in un'altra stanza con i membri della Resistenza. Però fa un'opera di mediazione che è fondamentale. Basilica e palazzo sembrano fare quasi da soprintendenti generali della trattativa e effettivi garanti sui luoghi della trattativa stessa, perché poco più in là, oltre il Ponte della Paglia, c'è l'Albergo Danieli. L'Albergo Danieli, abbiamo visto, sede dei due operatori delle missioni alleate, ma soprattutto è il capitano Cottrell che tiene i contatti con gli ufficiali, con l'alto comando alleato. Il 29 si perviene dunque alla conclusione del protocollo. Il protocollo è firmato, oltre che dagli esponenti della resistenza veneziana, anche viene fatto venire apposta da Padova il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale regionale Veneto, Ugo Morin, professore universitario, matematico, che arriva a Venezia per firmare il protocollo. Non lo fa in nessun'altra città del Veneto, perché Venezia ha un valore simbolico, è chiaro. Venezia ha una grande capacità di essere portata in vista a tutto il mondo, in pratica, e quindi ci vuole una rappresentanza più alta anche del semplice Comitato di Liberazione Nazionale locale. Il 29, abbiamo visto la prima immagine,
i soldati tedeschi, i militari tedeschi, lasciano Venezia il 29 mattina. Il 29 pomeriggio arrivano prima a Mestre, questo è l'arrivo a Mestre, poi a Venezia, in piazzale Roma, i soldati. Quali soldati? I soldati italiani del battaglione Cremona. È un fatto simbolico anche questo, cioè è importante che il primo ingresso a Venezia da parte dei militari sia di soldati italiani. È voluto dagli alleati questa simbologia. Li seguono questi poveri neozelandesi, i quali erano stati buttati allo sbaraglio nelle battaglie, erano sempre in prima linea. Ecco. Questi sono i primi soldati che arrivano in piazza San Marco il tardo pomeriggio del 29. Quindi il 30 tutto viene concluso, perché c'è ancora un'ultima sacca di resistenza, mentre il comando tedesco a Mestre aveva firmato la resa, questa sì è una resa, pur con le armi. La mattina del 28. La mattina del 28 alle 6 di mattina si arrendono anche i comandi fascisti, Guardia Nazionale Repubblicana e Brigate Nere. Ma rimane una sacca di fascisti a Sant'Elena, la 10ª MAS. Sono i nuotatori paracadutisti di Borghese, che si erano attestati al collegio navale. Questi si arrendono soltanto il giorno dopo, il 30. L'ultima sacca di resistenza. Si può quindi considerare Venezia completamente liberata, la guerra è finita per Venezia e bisogna celebrare. Si celebra con una grande sfilata, il 5 maggio. Questa è una foto della piazza San Marco con la folla, c'è una grandissima folla, che assiste alla sfilata dei partigiani. Per prima sfila la bandiera del Corpo Volontari della Libertà, che è l'organismo militare della Resistenza, mentre il CLN era l'organismo di direzione politica, il Corpo Volontari della Libertà era l'organismo di direzione militare della Resistenza. Poi sfila la Brigata Garibaldi Biancotto, è la formazione partigiana che ha operato a Venezia in maniera più evidente e consistente. Guidata dal commissario Giuseppe Torcato, nome di battaglia Marco, e questo in mezzo, al centro. Poi sfilano membri sia della Biancotto, sia dell'altra formazione, invece la più importante a Mestre, la Ferretto. È bello vedere delle immagini di membri che hanno partecipato alla Resistenza, come Maria Scarpa Mimi, che porta a mano una bambina, Maria Fornaro. Maria Fornaro è figlia di Giovanni Fornaro, attivo partigiano, il quale, pensate, il giorno prima della liberazione, il 27 aprile, nella sede delle Brigate Nere a Calittoria, viene massacrato di botte. Viene proprio pestato a morte e muore. Dunque, i liberatori ufficiali degli alleati arriveranno a Venezia un mese dopo, il 29 maggio. In gondola arrivano sia il generale Alexander, americano, che il generale Montgomery, inglese. E dobbiamo dire che il giudizio di chi aveva partecipato in maniera attiva e pericolosa alla guerra ed era entrato a Venezia, cioè
i neozelandesi. Fu estremamente duro. Uno degli ufficiali neozelandesi, il maggiore Geoffrey Cox, così dice: "No one can look like a liberator in a gondola." Nessuno può apparire come liberatore in gondola. È un giudizio molto duro. Ma sono giorni di grande entusiasmo. Voglio ricordare una frase di Carlo Levi nell'orologio da lui scritto ricordandolo la resistenza e la liberazione. A proposito della liberazione scrisse Levi: quella libertà attiva e creativa durò, come tutti i miracoli, assai poco. Ma allora era reale e si poteva toccarla con la mano e vederla scritta sul viso degli uomini. Ma sono altri però che non hanno conosciuto questo entusiasmo, che non hanno visto la bellezza immediatamente di questa libertà. Vi ricordo un veneziano ebreo, Paolo Sereni, internato nel campo di Sachsenhausen. Torna dal campo dopo la liberazione del campo da parte dell'Armata Rossa, ci impiega da maggio a dicembre arrivare a Venezia. Del resto Primo Levi lo ha descritto nella tregua le vicende travagliate del ritorno di tutti gli ebrei dai campi di sterminio. Paolo Sereni è uno dei pochissimi sopravvissuti e dei pochi veneziani ebrei sopravvissuti. Viene un po' a piedi, dice un po' in camion, un po' in treno, viene lasciato con un treno a Pescantina e dopodiché che si arrangi. E infatti a Pescantina i soldati e i prigionieri italiani che erano stati nei campi di concentramento ricevono dei sussidi, ricevono sigarette, ricevono vestiario, ricevono da mangiare. Lui è un ebreo che non è stato militare, non riceve niente. Allora Paolo Sereni si chiede: e io? Per gli ebrei reduci dai campi di concentramento non c'erano disposizioni, mi arrangiassi. Un soldato, un ragazzo abruzzese di pochi anni maggiore di me, senza esitare divise con me quanto aveva ricevuto. Poi riesce a prendere un treno verso Venezia, naturalmente non ha biglietto, e lui sottolinea che il controllore non si curò affatto del mio biglietto. Conclude questa sua esperienza finale travagliata di ritorno dal campo di sterminio: non fosse stato per il ragazzo abruzzese, per il controllore del treno, bella accoglienza davvero avevo ricevuto. Grazie.